Faccio una domanda sull'ospedale, il nuovo ospedale di Padova, la soluzione di via Corrado, c'è chi dice che sotto ci sono dei resti archeologici, cosa ne pensa? Tanta confusione oppure le idee sono chiare? Guardi, io credo che il sindaco di Padova abbia poche idee e confuse rispetto alla vicenda dell'ospedale di Padova. Ha preso i voti dicendo che avrebbe costruito il nuovo sul vecchio. Dopo neanche 100 giorni ha cambiato idea. In realtà sta solo facendo perdere una grande occasione alla città. La Regione Veneto aveva indicato qual era l'area idonea per realizzare il nuovo ospedale, era quella di Padova Ovest. Non è una questione ideologica questa, non è che Zanonato aveva una posizione ideologica, c'è una commissione che aveva valutato quella come la migliore area. Ora ci si inventa la via Corrado, sotto la quale ci sono tutte le tubature dell'acqua e del gas, perché lì era la sede dell'AMAG sia della parte acqua che gas. C'è una necropoli, c'è uno spazio sicuramente troppo piccolo e facciamo tutta questa operazione per spostare di 400 metri l'ospedale nella zona più trafficata non di Padova, del Veneto. Ho fatto il calcolo, ci sono 27 corsie stradali a 500 metri dall'area dove si vuole realizzare il nuovo ospedale, che è l'incrocio della Stanga. Mi sembra una follia, mi sembra che Bitonci abbia veramente perso qualsiasi barlume di lucidità su questa materia. Torni indietro, faccia gli interessi di Padova, facciamo il nuovo ospedale nell'area che era stata indicata non da Zanonato ma da Zaia.